Allora, siamo qua con mister Nestor Perea, intanto in bocca al lupo, benvenuto qua a Breganze e logicamente in 2 giorni di lavoro non si può fare praticamente niente, quindi la mia domanda è cosa hai visto che ti è piaciuto e la cosa su cui c'è da lavorare di più. Sì, la cosa che ho visto che mi è piaciuto, ragazzi, che l'ho detto prima adesso in spogliatoio, che loro hanno giocato con tanta voglia a vincere la partita. Abbiamo fatto una partita eccezionale per me perché 2 giorni di lavoro abbiamo fatto tanto diverso sistema di attacco, sistema di difesa. Vuole che i ragazzi vadano avanti. Ho visto bastante fiducia con uno con l'altro, hanno cambiato l'attitudine, questo mi piace tantissimo. Vediamo sabato se possiamo fare la prima vittoria a casa. Ok, quindi logicamente adesso vi aspetta 2 giorni di lavoro, solo purtroppo sei arrivato e subito 2 partite ravvicinate, quindi saranno 2 giorni intensi e poi ci ritroveremo qua di nuovo fra 3 giorni nella speranza che commentare un risultato diverso. Sì, è una situazione molto difficile, sappiamo la situazione di Breganze in classifica, ma questo a me non mi interessa, mi piace lavorare bene. Questi ragazzi lo conosco tanti quando ho fatto il lavoro qua 2 anni, 3 anni scorso, che abbiamo vinto tutto lo che abbiamo giocato, adesso stiamo giocando 1-1, bueno, altri giocatori, altra qualità di giocatori. Oggi abbiamo fatto 10 contrapiedi e non abbiamo fatto nessun gol, non abbiamo fatto nessun passaggio al secondo palo. Questo è 1-1, costa e bueno, dobbiamo seguire imparando los ragazzi e dobbiamo seguire lavorando, niente. Bene così, grazie allora, in bocca al lupo per il continuo. Crepi. Ciao ciao.